Senatore Russo di Fratelli d'Italia, oggi ad Agrigento, capitale della cultura, non si può fare cattiva figura perché è il primo capitale della cultura di un governo di centrodestra. Ma Agrigento non può fare cattiva figura perché intanto è di per sé un luogo magico di cultura, di tradizione, una delle culle della nostra civiltà, la civiltà mediterranea, la civiltà greca, che è all'origine di buona parte della cultura della nostra nazione, quindi un momento bellissimo per il territorio, un momento importante per la Sicilia, per la nazione intera. Siamo onorati alla presenza del Capo dello Stato in questa cerimonia inaugurale. Io oggi qua rappresento il Presidente del Senato, il Senatore Ignazio Della Russa, in un momento che speriamo che sia di cultura, ma anche di valorizzazione turistica e anche di ulteriore sviluppo economico per la nostra città di Agrigento e il nostro territorio siciliano. Assessore, buongiorno. Oggi qui finalmente è arrivato il giorno clou di inaugurazione di Capitale della Cultura. Ieri avete avuto un vertice in prefettura, insomma, e tante però le critiche che sono arrivate anche dalla stampa nazionale. È il primo Capitale della Cultura del governo di centrodestra. Il governo Schifani ha lavorato senza soluzione di continuità proprio a tutela e al fianco del comune di Agrigento. Abbiamo fatto la nostra parte, continuiamo a lavorare a testa bassa, sapendo bene che questa è la vittoria non solo di Agrigento ma della Sicilia tutta. Cosa osserrete Capitale della Cultura? Diceva Schifani, non è solo Agrigento Capitale della Cultura, ma è tutta la Sicilia. È un risultato epocale, è oggi una vetrina nazionale e internazionale per la Sicilia e oggi è una giornata di festa perché inaugureremo proprio Agrigento Capitale della Cultura alla presenza del Capo dello Stato. Oggi ad Agrigento Capitale della Cultura rappresenta l'Ars. Sì, assolutamente, siamo molto contenti, ci abbiamo in visita il Presidente della Repubblica, dobbiamo sfruttare questi giorni che siano di buon auspicio per cercare di rendere Agrigento ancora migliore, specie a ridosso di quella che è una scadenza importantissima. Onorevole Pisano, è arrivato il giorno dell'inaugurazione, oggi finalmente parte Capitale 2025 Agrigento, ma non è solo Agrigento, è tutta la Sicilia e tra l'altro è il primo governo di centrodestra che vede Agrigento Capitale della Cultura. Sì, intanto oggi è una grande festa per Agrigento e tutta la Sicilia, ha detto bene lei, perché Agrigento Capitale della Cultura sì, rappresenta Agrigento ma rappresenta tutta la regione siciliana, quindi è veramente una festa. Da oggi si parte con questa manifestazione che sarà con il Presidente Mattarella e a susseguirsi per tutto l'anno ci saranno un sacco di iniziative, manifestazioni, dibattiti, cioè veramente apriremo la città al mondo. Apriremo la città al mondo e faremo vedere le nostre bellezze culturali e artistiche che naturalmente i nostri padri ci hanno lasciato. Non mancano le critiche, c'è chi spulcia tra le brutture di Agrigento senza magari parlare anche delle bellezze. Ma le critiche ci sono sempre, fanno parte della vita dell'essere umano, no? Dove ci sono invidie, critiche, ma dobbiamo dire invece che c'è una città bellissima e che dobbiamo difenderla, amarla e valorizzarla sempre di più. Quindi io amo Agrigento e dico ai miei concittadini di amare Agrigento e facciamo vedere il meglio di questa città a chi verrà, per chi verrà naturalmente a visitarla. Onorevole, un saluto alla città Agrigento Capitale 2025, anche lei qui. Agrigento è una città bellissima e colta che ha meritato questo riconoscimento e che durante questo 2025 saprà farsi valere. Onorevole Cambiano, presente a questa iniziativa, una sua considerazione. Buongiorno, è sempre un momento importante per la nostra provincia, per la nostra terra. L'orgoglio di appartenere a questa terra è ricca di storia, cultura, che va promossa e di cui va esportata un'immagine positiva per attrarre investimenti e opportunità in questo territorio. Oggi presente anche l'onorevole Iacono? Sì, certamente presente per questa solennità, per una giornata che consideriamo un momento solenne, un momento bello per la città, per tutta la provincia di Agrigento. Oggi si inaugura l'anno di Capitale della Cultura 2025 e siamo qui in attesa dell'arrivo del nostro Presidente della Repubblica. È stata anche un po' critica nei vari comunicati verso la gestione dell'evento? Sì, però non credo che sia la giornata adatta, per questo ci sarà tempo e modo sicuramente di tornare a parlarne. Grazie.